Saverio Borgo, consigliere del consorzio Grana Padano. Grana Padano è un'eccellenza italiana. Come la cooperazione contribuisce alla sua valorizzazione e protezione? Diciamo che la cooperazione all'interno del Consorzio del Grana ormai è assolutamente predominante perché abbiamo praticamente quasi il 70% della produzione del grana padano arriva dalla cooperazione, 65 se non ricordo bene i numeri, anno 2024. Per cui diciamo che la cooperazione fa la parte da leone, insomma, nel grana padano. E per cui credo che il sistema che ha la cooperazione, cioè quello di avere una base associativa per cui i produttori di latte che consegnando il prodotto riescono a valorizzare al meglio, credo che sia proprio la filiera nel suo insieme, per cui è il massimo dell'espressione del come valorizzare un prodotto, cioè una materia prima latte, e far diventare un'eccellenza grana padano, per cui credo che i numeri ormai lo stiano confermando giorno dopo giorno, insomma, ecco. Grana Padano è sempre più apprezzato anche all'estero ormai. Quali sono i principali mercati di riferimento? Allora, gli ultimi dati che abbiamo del 2024, il 52% del grana padano ormai va all'estero, per cui siamo riusciti negli anni veramente a dare il vero volano, quello che ha fatto veramente far numeri importanti nell'ultimo decennio è stato assolutamente il mercato estero, sul quale il consorzio ha investito molto. E del 52% la Germania fa la parte da leone con 630.000 forme, mi sembra. Al secondo posto c'è la Francia. Al terzo posto, che oggi insomma ci stanno martellando tutti i giorni con questi famosi dazi, sono gli Stati Uniti, dove esportiamo circa 215.000 forme, anzi sono 215.000 forme nel 2024, per cui sono circa l'8-9% di tutto l'export. Per cui i dazi di Trump ci stanno veramente preoccupando, però diciamo che soprattutto negli ultimi anni si sta passando ai mercati asiatici, si stanno passando ai mercati scandinavi, per cui sempre più diciamo, il grana padano è un'eccellenza conosciuta nel mondo, insomma. Per cui è stato fatto un grande investimento. Teniamo conto che il budget per il 2025, assemblea approvata, fatta a novembre, abbiamo approvato un budget per il 2025 di praticamente sono 57 milioni di euro che verranno destinati tutte a iniziative promozionali e di pubblicità e di scoperta di nuovi mercati e inserimento in nuovi mercati, per cui abbiamo messo a disposizione delle risorse importanti che sono convinto che ci permetteranno, nonostante i dazi, di avere un futuro abbastanza. Il futuro è sull'export, non c'è niente da fare, ormai il mercato italiano è saturo, per cui dobbiamo assolutamente puntare all'estero, insomma. Misio Paganin, presidente di Caseifici Gran Terre. Gran Terre è un grande gruppo caseario, ma comunque con una base cooperativa. Come riuscite a mantenere i valori della cooperativa in un'organizzazione così strutturata? I valori della cooperativa fondanti sono la mutualità, quindi la SPA Gran Terre, che oggi è la società più grande in Italia nel mondo dei formaggi, è controllata da due holding, una è Agriform, Veneta, l'altra è eh, Caseifici Gran Terre, parte Modena, che è un altro consorzio, e gli utili di Caseifici Gran Terre vengono distribuiti sulla base sociale, che è fatta di 1500 allevatori nelle due regioni, quindi metà circa in Emilia e metà in Veneto, e quindi a cascata in questa piramide il cui vertice è Gran Terre confluiscono i caseifici emiliani e veneti, e tramite loro i proventi, i frutti, gli utili di questa SPA vengono distribuiti ai soci. Come vede l'evoluzione del mercato lattiero-caseario nei prossimi 10 anni? Le previsioni macro sono tutte orientate all'ottimismo, al di là, nonostante le minacce di dazi e nonostante le follie autarchiche di alcuni paesi. Crediamo che il mondo caseario sia comunque un settore destinato a crescere, perché la domanda di latte e derivati è in aumento e quindi lo vediamo bene. Roberto Varotto, presidente del settore lattiero-caseario per l'Agripesca Veneto. Quali sono i principali benefici che si
devono entrare a far parte di una cooperativa e come vengono trattate e gestite eventuali criticità nel modello cooperativo per portarle ad una risoluzione? Bene, la cooperativa è una forma associativa di produttori di latte, in questo caso nel nostro settore, e ha questa caratteristica, direi la principale, che è quella di consentire la regolarità del ritiro del latte. Il latte viene prodotto tutti i giorni, è un alimento deperibile e quindi necessita di questa regolarità nella raccolta e facendo questo diciamo che svincola i produttori di latte da possibili ricatti, possibili situazioni non controllabili dal produttore nel mercato, che si possono verificare nel mercato libero. La cooperativa poi raccoglie, oltre a raccogliere, trasforma il latte, lo commercializza e il ricavato lo viene diviso tra i soci. È chiaro che se la cooperativa, come avviene, lavora bene, lavora come impresa, fa impresa, riesce a dare anche qualcosa in più che quindi gratifica il lavoro anche del produttore di latte. Silvio Dani, presidente di Federazione Federale Pesca Veneto. Quali sono gli strumenti e le politiche che possiamo mettere in atto per salvaguardare il settore lattiero-caseario? Sicuramente per salvaguardare il settore e proiettarlo nel futuro l'Unione Europea deve cambiare sicuramente passo, mettendo al centro quelle che sono le politiche agricole in generale e nella fattispecie di quest'oggi, quello del settore lattiero-caseario, che per poter competere deve essere comunque aiutato a programmare quella che è la politica commerciale, oltre a finanziare quelli che sono gli aumenti della tecnologia e per aumentare la competitività sul mercato. Questo penso siano gli strumenti principali che l'Unione Europea dovrebbe attuare anche attraverso la PAC ed eventualmente auspichiamo anche con la creazione di un UCM dedicata al settore lattiero-caseario. Modesto De Cette, presidente di Latte Brusche. Quali sono le strategie che Latte Brusche intende adottare per affrontare le sfide future del comparto lattiero-caseario? Ma le strategie che Brusche intende adottare sono comunque quelle sempre di puntare sulla qualità dei prodotti, perché è l'arma più vincente per una cooperativa come la nostra, che va dalle Alpi più alte, da Padola fino al mare. Quindi noi non siamo solo in pianura, i costi sono più alti e di conseguenza una strategia vincente può essere quella della qualità del prodotto. I consumatori sono sempre più attenti alla tracciabilità anche dei prodotti. Come garantite la massima trasparenza nel vostro processo produttivo? Guardi, noi abbiamo oltre 500.000 controlli all'anno. Ai nostri soci paghiamo il latte a 40 giorni con 3 campioni al mese, con cui viene fatta la qualità media e viene pagata quindi una garanzia per il consumatore straordinaria. Cerchiamo, Dio sbaglio, ma per noi dico che è quasi impossibile, insomma, qualità al massimo. Mirko De Vincenzi, Senior Web Developer e Senior Analyst del CLAL. In che modo il sito del CLAL si sta evolvendo per rispondere meglio alle esigenze e quali sono i trend di mercato? Beh, è chiaro che in questo momento il mercato vede un momento positivo per la fase allevatoriale, il margine è positivo e questo si riflette anche in un'offerta che a livello italiano, europeo ma anche mondiale che tutto sommato si sta consolidando. D'altra parte la domanda a livello mondiale è positiva, maggior richiesta di formaggi, quindi proteine ma anche di grassi, ma vediamo che in generale a livello italiano ma anche europeo un rallentamento nel numero delle aziende agricole, specialmente nella parte centrale dell'Europa. Abbiamo un rallentamento del numero di vacche, maggiori vincoli da rispettare per i vari vincoli, limiti ambientali eccetera, e questo porta a dei rallentamenti al quali si aggiungono anche problemi legati al ricambio generazionale. Proprio per questo stiamo approfondendo di recente degli studi su Teseo, quindi una piattaforma parallela a CLAL appunto, sull'evoluzione italiana ed europea delle aziende agricole da latte. Vedremo appunto come sono andate, come stanno andando, vediamo un rallentamento generale negli ultimi 10 anni,
vacche anche queste qua in diminuzione, e quindi sarà importante monitorare, soprattutto anche nel Veneto, che è una struttura molto eterogenea, abbiamo pianura, colline e montagna, l'evoluzione e pianificare eventualmente delle strategie per il futuro per portare avanti questo settore. Lorenzo Bruniera, presidente di Latteria di Soligo. Latteria di Soligo ha una lunga storia, una lunghissima tradizione. Come riuscite a mantenere viva la tradizione e allo stesso tempo innovare? Beh, i nostri prodotti, i prodotti del latte hanno una storia, ma la storia bisognerebbe cominciare a raccontarla dell'Ottocento, perché la latteria parte nel 1883, quando la luce elettrica non c'era, quando non c'era niente, quando non si conosceva neanche che cos'era la pulizia, il mangiare. E da lì il Toniolo, che è il nostro primo cognato da Schirati, il nostro primo presidente, ha pensato bene di mettere assieme gli agricoltori, creare cooperazione tra di loro per migliorare i prodotti della tradizione. Perché questo è tutto quello che è successo poi negli anni. Quei personaggi che avevano queste vedute a quei tempi lungimiranti hanno portato che ancora oggi la cooperazione è un qualcosa di insostituibile, perché si porta avanti. D'altronde è inutile che poi ognuno si crea delle differenze dei prodotti, però qualsiasi prodotto, formaggi che abbiamo, è fatto di latte, caglio e sale, e tutto il resto è l'uomo che ne crea le lavorazioni, riesce alle stagionature, più grasso, meno grasso, fare tutte queste tipologie di formaggi che riusciamo a dare anche soddisfazione ai nostri consumatori. Il mercato lattiero-caseario è sempre più competitivo. Quali sono le strategie principali che adottate per distinguervi dai grandi marchi? Beh, sono stati momenti molto difficili in questi anni, no? Che tra quote latte, blocchi un po' di produzione, l'Europa che non ha capito bene che cosa avrebbe dovuto, la strada giusta per i produttori. Oggi ci troviamo in aree difficili di cui la zootecnia sta sparendo, e questa è una bruttissima cosa. Ci sono aree invece che la zootecnia continua ad essere importante e produce dei prodotti di eccellenza. Quello che noi oggi dobbiamo fare, e la politica la deve capire, che se abbiamo del latte e abbiamo del bestiame, dobbiamo avere anche un sistema per smaltire i nostri letami e liquami, che poi non sono smaltire, sono dei concimi biologici da buttare nel terreno senza usare prodotti chimici. Allora, il percorso, che è molto vario, molto vasto, no, passa per qui. Poi dopo il Covid e dopo naturalmente la grande crisi delle energie, si è capito l'importanza della zootecnia, con anche un aumento, non tanto la parola significativo, ma c'è stato un aumento che permette ai produttori di continuare a fare questo mestiere, di fare l'allevatore e di riuscire a non mangiarsi anche, di fallire e mangiarsi l'azienda, a poter innovare e poter anche acquistare macchinari con la tecnologia, benessere degli animali, perché tutti si riempiono la bocca, però alla fine senza un po' di moneta non si fa niente, perciò anche l'allevatore deve guadagnare. Noi dobbiamo essere molto attenti in questo, assieme ai nostri partner della grande distribuzione, il giusto prezzo del prodotto alla stalla e del prodotto al consumatore. Luca Tellatin, consigliere del caseificio San Rocco. Quanto è importante la territorialità e la sostenibilità per un caseificio? Ma direi che sono entrambi temi, voglio dire, fondamentali, in quanto il caseificio comunque è un'espressione di un territorio, raccogliendo il latte da soci allevatori, nel nostro caso ad esempio a Tezze sul Brenta e dintorni, siamo circa una quindicina di stalle nel raggio di 15 km, quindi penso che la territorialità sia proprio espressa ai massimi livelli e rappresenta proprio appunto anche la salvaguardia di questo territorio attraverso il lavoro, direi sacro, dei soci allevatori, no? Che custodiscono il territorio. Per quanto riguarda la sostenibilità, che oggi è comunque una parola insomma molto che si sente ormai dire un po' ovunque, non è solo un modo per riempirsi la bocca, ma è sicuramente anche un obiettivo che tutte le aziende, dalle aziende agricole che stanno facendo un grande lavoro negli ultimi anni
nell'efficienza anche appunto tecnica, territoriale, oltre che economica, per arrivare appunto a rispondere ai requisiti che anche i consumatori stessi richiedono, sempre più attenti ovviamente, e anche il caseificio deve fare la sua parte, ovviamente efficientando quelli che sono i consumi. Nel nostro caso ad esempio stiamo implementando anche con 2 impianti fotovoltaici, e insomma chi può deve farlo oggi, perché ripeto, se vogliamo stare in questo mercato con i consumatori sempre più attenti, è un obbligo ed è anche giusto che sia così. Alessandro Morcellino, presidente della Fiera Vicentina. La Fiera Vicentina ha sempre puntato molto sul legame con il territorio. Quanto è importante questa scelta a livello strategico? La scelta di essere a pieno titolo appartenenti al territorio è super strategica, perché noi non siamo un'azienda che non può delocalizzare, utilizziamo solo materia prima dei nostri soci e che sono dislocati nelle varie province di Vicenza, Padova, Treviso. Il modello cooperativo è più adatto a valorizzare le specificità locali rispetto alle aziende private, secondo lei? Sì, sicuramente noi abbiamo investito, parlo per la mia azienda, noi abbiamo investito su 2 grandi DOP, che è l'Asiago e il Grana Padano, e sono le 2 DOP che contraddistinguono il territorio vicentino, e quindi per noi questo è assolutamente un ulteriore legame con il territorio. Davide Peron, presidente del caseificio Casona di Pozzoleone. I consumatori sono sempre più attenti alla provenienza dei prodotti al giorno d'oggi. Come garantite una filiera controllata e trasparente? Sicuramente alla base della cooperazione ci sono i soci e di conseguenza aziende agricole che sono del territorio, in particolare nel caso nostro le aziende sono in un territorio molto delimitato, e questo ci permette di garantire al consumatore finale un prodotto, una filiera controllata. Quali sono le strategie che utilizzate per garantire credibilità al vostro consumatore? Sì, proprio in questo periodo Caseificio Casona ha ottenuto una certificazione del Ministero dell'Ambiente, primo caseificio in Italia a ottenere questa certificazione Medi Green in Italy per il prodotto Asiago Fresco DOP. Questo è un sistema che permette al consumatore di verificare direttamente qual è il percorso che il caseificio ha fatto per il risparmio energetico. Si parte dalla produzione in stalla per arrivare al prodotto finito. Di conseguenza, inquadrando un semplice QR code, il consumatore viene mandato in un sito dove viene dimostrato tutto il percorso per la riduzione e risparmio energetico. Si parla di impianti fotovoltaici, di impianti per il recupero di calore, per il riscaldamento attraverso appunto recupero di calore, e tutta una serie di conseguenze che portano ad ottenere un risparmio anche del 20% di energia per la produzione di formaggio. Giovanni Guarnieri, presidente nazionale del settore lattiero-caseario ed agripesca. A livello nazionale, come sta evolvendo il comparto lattiero-caseario cooperativo, e a livello di politiche europee, quali sono i cambiamenti normativi che stanno influenzando il settore in che modo? Il settore lattiero-caseario nazionale cooperativo ha risposto bene alle sfide commerciali che questi 3 anni di riposizionamento dei prezzi ci hanno sfidato. Quindi la redditività delle cooperative è cresciuta e si è mantenuta tra il 5 e il 10% più elevata rispetto alla media del mercato. Questo a beneficio dei soci e delle filiere che rappresentano. La centralità delle DOP resta un elemento fondamentale per produrre valore, per avere argomenti importanti di esportazione. Chiaramente le sfide sono legate all'organizzazione aziendale, alla capacità appunto di riuscire a esportare. A livello comunitario e anche a livello internazionale i dossier più importanti sono legati al commercio estero e gli accordi bilaterali che la Comunità Europea riuscirà a costruire per bilanciare la frammentazione delle relazioni internazionali che stiamo vivendo e la crisi del commercio internazionale. Dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del benessere animale, la sfida sarà quella di permettere al nostro settore di seguire le normative comunitarie che ci porteranno ad alzare i livelli di benessere animale. Già molto è stato fatto, molto dovrà ancora essere fatto, è una sfida importante che va affrontata con
ragionevolezza e con gradualità, per permettere di non disperdere lo sforzo fatto fino ad ora, ma di continuare a crescere nella direzione che il consumatore ci chiede. Grande attenzione alla sostenibilità, quindi. La sostenibilità è molto importante, lo è sotto vari profili. Sicuramente la sostenibilità ambientale e quindi la riduzione dell'impatto ambientale e la dimostrazione del percorso di miglioramento è un elemento chiave. La normativa comunitaria ha stralciato i bovini dalla IED, che è la normativa sulle emissioni, comunque però l'attenzione rispetto alle emissioni è sempre molto elevata. Il nostro settore, grazie alle produzioni fotovoltaiche, grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo agronomico dei terreni collegati alle stalle, grazie al recupero idrico nei caseifici, molto ha fatto, grazie alla fermentazione anaerobica e al biogas molto ha fatto e molto potrà fare ancora. La sfida è certificarlo nel modo corretto e renderlo comunicabile.